Allora, per quanto riguarda la ricerca del personale, voi come Confcommercio, settore moda, date un po' una mano, date dei supporti agli operatori del settore e anche a chi invece volesse intraprendere questa professione? Un attimo che c'è un messaggio che lo leggiamo. Con queste spese di gestione è un miracolo andare avanti, io sono fortunato perché il negozio è mio. È quello che si diceva, infatti. Non è neanche... è fortunato, però bisogna mettere nel conto economico anche la spesa del negozio come se non fosse suo, quindi per far quadrare i conti un canone di affitto lo dobbiamo mettere per far capire che stiamo guadagnando, quindi a livello economico va bene, però insomma non pagarsi, riuscire a pagarsi il suo affitto nel punto vendita. Certo, infatti bisogna fare tutti i conti, perché effettivamente se ne era parlato anche tanto tempo fa che si rischiava poi dopo un anno tirare una riga o 2 anni rendersi conto che il negozio magari è in perdita, questo è grave. Aiutare e supportare nella ricerca delle persone, si parlava fuori onda una scuola di formazione, l'Academy, attrattiva da un lato per i giovani o anche non giovani che però vogliono fare questa professione, se non altro per un periodo di tempo, e utile anche per gli operatori. Come Ascom Padova, come anche Confcommercio Veneto, noi con i corsi siamo sempre aperti, nel senso che cerchiamo di formare il personale dipendente. Abbiamo avuto anche e abbiamo anche in determinati periodi dei corsi dove può partecipare del personale che è senza lavoro, quindi del personale disoccupato, in modo da cercare di qualificare il più possibile le persone disoccupate. Poi inoltre in Confcommercio abbiamo anche una banca dati, quindi ci affianchiamo un po' ai centri dell'impiego dove possiamo trovare, abbiamo dei curriculum dove persone ci chiedono di poter lavorare, ovviamente nel mondo dei retailer. Confcommercio non riguarda ovviamente solo l'abbigliamento, ma un po' dalla ristorazione certo, però stavo pensando che ci sono diverse persone che magari hanno anche una certa età, ci sono le donne che non hanno lavorato perché hanno seguito i figli eccetera, vogliono per qualche anno magari lavorare anche per trovare un'occupazione al di là del guadagno che è gratificante e può contribuire al benessere familiare, però per lo più si cercano commessi e commesse sempre giovani per fare il famoso apprendistato. Questo taglia fuori tutta quella fetta di persone, molte donne effettivamente, che magari giovani non sono più, che però secondo me potrebbero essere anche, conoscendone alcune, più affidabili, perché ormai si sono smarcate dagli impegni familiari, hanno proprio voglia di impegnare il proprio tempo, voglia di credere in qualche cosa, ricredere anche in se stesse, però non sono quelle figure ricercate, proprio assolutamente, ma non si può porre rimedio a questo perché è una cosa utile ad entrambi, no? Allora, diciamo che il mercato è un po' in controtendenza, spiego meglio. Sì, oggi si vede la ragazza giovane, quindi l'apprendista, come una persona da formare sicuramente, e anche una persona che è infedele nell'azienda, perché certo. può cambiare, ormai si cambia veramente, ci sono turnover di dipendenti importanti. Invece il signore o la signora, diciamo una certa età, diciamo 40 anni, fuori dall'apprendistato, oggi è diventata una risorsa importante, al contrario del prima della pandemia. Ormai facciamo un po' come prima Cristo e dopo Cristo, sì. La pandemia diventa un po' un punto di svolta, dove oggi si crede molto nelle persone, delle persone più mature. Quindi, però non vengono offerti contratti, perché c'è sempre con contratti di apprendistato. C'è un problema di base, i costi del lavoro è un problema che ormai abbiamo da anni, ci stiamo convivendo. C'è un altro problema, che si può iniziare con dei contratti magari a part time, quindi un contratto 25, 26, 27 ore, e si scontra con una parte la NASPI, quindi la mobilità, quindi una dipendente che non è più dipendente, che è stata licenziata, percepisce la NASPI per 2 anni, alla fine scende sempre la quota, però fino a 2 anni la percepisce, e quindi non è invogliata nel
iniziare il percorso con l'azienda, magari iniziando con 27-28 ore, quindi partiamo da uno stipendio di 800 euro per quelle ore lì. E dall'altra parte purtroppo il reddito di cittadinanza ha fatto anche la sua parte, quindi tante volte le persone con il reddito di cittadinanza ha voglia più di fare un altro tipo di lavoro che non un lavoro retribuito e regolarizzato. Ecco. Quindi ci sono questi problemi qua, quindi però le persone qualificate già nel mondo della moda stanno ritrovando l'impiego. Quindi questo è anche significativo. Non dimentichiamoci del costo personale che tra l'altro non si trova, ma avete visto per Padova quanti negozi hanno il cartello fuori di ricerca personale? È sempre più difficile lavorare con serenità tra tasse, bollette, carburanti, affitti e stipendi che non crescono. Chi spende più? Sono tutte... perfetto, il messaggio è quotidiano. Certo che soprattutto nei negozi dove rendono, ovviamente tiro acqua al mio mulino, però dove fanno crescere le città e rendono le città più vivibili e più sicure, abbiamo bisogno di essere detassati perché a parte il costo del personale che è un costo importante non proprio per il dipendente ma per i contributi che vengono versati, le bollette e altri, abbiamo tasse tutti i giorni, quindi è veramente chi tiene aperto un'impresa nei centri storici, un'impresa storica è quasi un eroe oggi. Oggi infatti quello che chiediamo sia al governo che anche alla regione Veneto in questo caso, è di dare dei contributi anche ai giovani stessi per aprire attività di vicinato dove oltre alla sicurezza dà anche un valore sociale, dove tengono vivi dei paesi. I paesi senza negozi sono paesi morti, sono dormitori di Padova. Però c'è anche questo discorso che appunto se ne parlava anche prima, che bene o male con tutti questi aumenti che ci sono stati, poi i generi alimentari adesso proprio lo stanno facendo anche da Leone tra l'altro, a parte gli energetici, carburanti, eccetera, a un certo punto si arriva al famoso break even oltre il quale le persone non possono spendere, cioè quello che avevano bisogno perché hanno avuto 2 anni di pace dei sensi l'hanno sfogato, però poi non comprano più, per cui questi negozi come possono anche vivere avendo dei costi da sostenere tutto? Punto di domanda. Aspetti che io devo far passare la telefonata un attimo. Sì, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, salve, dalla provincia di Padova. Sì. Gentilmente volevo chiedere come mai non si vedono più, non si sentono più i sindacati di categoria che difendono sia i lavoratori che le aziende piccole e medie. Allora, io ho la mia compagna che lavora in una catena di grossa distribuzione, insieme ai sindacati che non lavorano più per i dipendenti o per le piccole e medie aziende, ma lavorano solo per le grosse, grosse catene o per le multinazionali, perché è ovvio che ormai sono in politica e si sono venduti. Allora, loro sanno questo, che lavorano di domenica, gli fanno recuperare un giorno della settimana dopo, non gli pagano gli straordinari. Ok? Sì. Io questo lo vorrei anche presentare ai quelli che vanno a fare la spesa di domenica, che è sbagliatissimo andare a fare la spesa di domenica, tenere aperto i centri commerciali. Perché non siete contro come categoria i centri commerciali e all'apertura indiscriminata dei centri commerciali? È una emerita vergogna, perché come sindacati ormai nessuno più vi crede. Dopo gli stipendi fermi e poi dicono che non trovano i dipendenti. Ovvio che il proprietario delle piccole e medie aziende hanno dei costi altissimi che la grossa distribuzione non ha,
perché loro praticamente per 3 anni, prendendo un ragazzo giovane, non pagano o pagano pochissimo la retribuzione, come si chiama, contributiva. Ok, sì. Però gli danno un stipendio di 1.000 euro, ma io non capisco gente specializzata sulla ristorazione o chi per loro non trovano gente e la pagano 60 ore 1.700 euro al mese con esperienza anche all'estero. Non è mica una vergogna. E poi lo Stato deve detassare le piccole e medie aziende e bloccare le licenze. Devono essere bloccate le licenze, le aperture e tutto, mettere la legge come era prima. Va bene, grazie, ha sollevato... E sono stati quelli del PD a liberalizzare le licenze, maledetti loro e chi li hanno fatti. Grazie. Grazie del suo intervento, ha tirato fuori tantissime questioni, tantissime, sì. Quindi prego a lei. Allora, partiamo a ritroso, ovviamente la liberalizzazione delle licenze ha portato un vero e proprio una confusione nei centri, nei punti vendita, nei centri commerciali, dove i centri commerciali però sono regolamentati ancora da licenze, perché sono licenze di grande superficie date alla regione, quindi sono già regolamentate. La parte è chi aveva investito su una licenza anche di abbigliamento su tabelle merceologiche, dove anche nei bar, una cosa molto sentita, dove da un certo punto si trova liberalizzato tutto, quindi il pezzo di carta lo può avere chiunque. Quindi lì è stato anche un numero, faccio un esempio sempre di Padova, a Padova ho una licenza di 100 negozi di abbigliamento. Una volta funzionava così, c'erano delle quote, e invece oggi possono averne anche 1000, però di quei 1000 quanti guadagnano? Non era meglio far 100? Che era quello che le chiedevo anch'io prima. E poi arriviamo comunque, oltre al governo italiano che ha liberalizzato, ci sono le norme europee. Le norme europee anche sui prezzi, che poi ci collegheremo sul nuovo decreto Omnibus a tutela del consumatore, che porta purtroppo a liberalizzare tante cose che avevamo fatto, che avevamo delle regole, vengono cambiate dalla comunità europea, a volte in bene e a volte in male. La parte dei dipendenti, è vero, la grande distribuzione ha dei contratti molto particolari. Grande distribuzione, non parlo di centri commerciali in toto, perché i centri commerciali sono fatti da tanti piccoli negozi e poi c'è magari il supermercato che allora fa parte della grande distribuzione, dove le domeniche sono pagate in modo quasi come un feriale, e ovviamente le ore poi viene fatto il riposo settimanali. Al contrario, il contratto di Confcommercio, la domenica viene pagata il doppio, e a gennaio e marzo, siccome non riuscivamo ad avere ancora con i sindacati il rinnovo contrattuale di Confcommercio, abbiamo temporaneamente dato a tutti i dipendenti, a spese ovviamente dell'azienda, 350 euro lorde in base all'anzianità, massimo sono 350. Ma questa è a discrezione del datore di lavoro? No, no, questo qui è tutti i datori di lavoro che fanno capo al contratto nazionale della Confcommercio. Quindi avevamo visto che avevamo bisogno di dare, anche per il sistema Italia, aumentare un minimo di reddito al personale, quindi 350 euro, certo non sono se diviso 14 mesi con 14 mensilità, ovviamente si parte, non è una quota importante, però se i nostri 350 euro si sommassero alla detassazione, arriveremo a 700 euro, quindi a qualcosa di importante. Quindi il nostro sforzo lo facciamo. Ovviamente, come ha detto il Signore, i negozianti, i piccoli,
sono piccoli e quindi fanno fatica a lavorare a competere con la grande distribuzione, però anche la grande distribuzione ha i suoi problemi, non è che viaggia. No, cercano anche loro personale, assolutamente, questo sì. Poi adesso siamo in pubblicità, l'altra questione che ho sollevato è le domeniche aperte oppure no. Però secondo me lì bisogna un po' farsene una ragione, perché sono cambiate le persone, è cambiato il mondo del lavoro e alla fin fine se uno vuole vendere, cioè le persone sono nello stato d'animo, io vedo anch'io in giro, sei nello stato d'animo di relax e mentalmente più predisposto a perdere tempo, a dedicare del tempo a entrare in quei negozi, curiosare e poi magari spendi. Quando sei libero, quando hai la domenica. Passeggiare per la città, cioè magari in una città storica e vedere dei negozi chiusi è un effetto, vedere dei negozi aperti domenica è un altro, quindi è un tema molto delicato sicuramente. È senza dubbio delicatissimo, è che purtroppo è questo un dato di fatto, l'abbiamo visto, negozi chiusi non compri, insomma, ci guadagni il tuo portafoglio, però ci rimette quello di chi vende. Magari Amazon poi consegna di domenica. E dopo fanno le consegne di domenica, proprio persone avevano visto la cosa, gli viene voglia e poi se la comprano appunto su web, quindi attenzione a queste dinamiche. Parliamo appunto di questa novità normativa interessante dopo la pubblicità, quindi seguiteci.